Ecco ciò che rimane della fiera d'autunno a Favara. Strade cosparse di immondizia e di sacchetti in plastica che le invadono. E lo spettacolo, tutt'altro che civile, che già da ieri sera, quando sono andate via le bancarelle, e fino a stamattina si presentava agli occhi dei passanti. Le immagini che state vedendo adesso sono state girate stamattina, alle 8, quando la gente è già uscita di casa per andare a lavoro o ad accompagnare i figli a scuola. Proprio un brutto spettacolo al quale assistere, che denota grande inciviltà e scarsa considerazione dell'ordine pubblico. Scene di ordinaria maleducazione, ci dicono gli operatori ecologici, scene che, come quella di questa mattina, si presentano ogni venerdì dopo il mercato settimanale, solo ed esclusivamente a Favara. Negli altri comuni viciniori, hanno aggiunto, tutto ciò invece non avviene. Ai mercatisti, o per rimanere in tema anche ai fieristi, vengono infatti forniti degli appositi sacchetti dove inserire la spazzatura. Per raccogliere i sacchetti sono necessari poi un paio di operatori ed il lavoro viene eseguito subito. A chi non a chi non rispetta l'ordinanza viene applicata una salata multa ed il divieto per 3 settimane di ritornare a far mercato. Vi assicuriamo per esperienza, ci hanno detto gli operatori, che il metodo funziona benissimo. Stamattina a Favara e per qualche ora per raccogliere tutta quella immondizia ci sono voluti invece circa una decina di operatori ecologici e diversi mezzi meccanici.